Va ora in onda Potere al Popolo. Si ritorna in onda da studio, ancora il buongiorno da Sammy Varin, Radio Libertà. Escono i dati definitivi delle elezioni regionali, la Schlein che dice uniti si stravince, Conte che aggiunge non ballano più e Donzelli di Fratelli d'Italia, la Lombardia a chi avrà più voti. E io mi chiedo, ma quando? Quando avrà più che non si vota più? Nel 2026 non ci elezioni, ma intanto no, in Veneto. Qui Parlamento. E salutiamo e ringraziamo per essere con noi il deputato della Repubblica Italiana, ma anche il sindaco di Tarzo in provincia di Treviso, Gianangelo Boff. Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Gianangelo, qualcuno dice che non balliamo più, io ho ballato di brutto questa mattina e penso anche voi in Veneto, Diciamo che c'è stato un grande segno, un grande segnale da parte della popolazione del buon modo di amministrare di Luca Zaia. Le 200.000 preferenze, oltre 200.000 preferenze di Luca Zaia penso che siano un segno importante, che se si calcoliamo solo in termini di preferenze cubano 12 punti percentuali. Il modello è un modello che è stato sviluppato, è stato un esempio negli anni, perché io stesso sono entrato, ho cominciato a fare il sindaco con come esempio Luca Zaia, che allora era presidente della provincia di Treviso, giovane presidente della provincia di Treviso, e per noi è sempre stato un faro, un modello di buona amministrazione, un modello di correttezza, un modello di onestà, di trasparenza, e questo i cittadini l'hanno capito con i tanti nostri sindaci che amministrano i territori, con il governo della regione, con il governo della provincia, e il segnale è arrivato forte, diciamo, il segnale è arrivato forte, e penso che il consenso che è stato raccolto, anche grazie al grande lavoro fatto dal nostro candidato Alberto Stefani, che comunque ha tenuto una linea fuori dalle polemiche, fuori dalle critiche, dai battibecchi che sono tipici della politica di oggi, e questo anche è passato alla gente, e la gente, i veneti, l'hanno apprezzato tantissimo. E come? E mentre parliamo ci arrivano naturalmente un fracco di ascoltatori che ringraziano, fanno i complimenti perché si è fatta anche una bellissima squadra. Alla Lega, se non erro, 19 seggi in Veneto, i meloniani si fermano a 9, scrive Repubblica. E anche qua, Gianangelo, sembra di essere tornati ai bei tempi passati della Lega, e quando eravamo sottostimati, cioè ai sondaggi la gente, l'interlocutore quasi si vergognava a dire voto Lega, e in questo caso hanno detto in tanti voto Fratelli d'Italia, poi in realtà non è successo così, quindi un tonfo praticamente dopo qualche ora che i sondaggi avevano detto una cosa, non è successa quella. Cosa può essere accaduto? Ma diciamo che allora il governo di centrodestra, come amministriamo tantissimi comuni con il centrodestra unito, con Fratelli d'Italia, con Forza Italia, con noi moderati, eccetera, è un modello che funziona, sta funzionando in Veneto in moltissimi comuni e sta funzionando in diverse regioni. È un modello che funziona. È chiaro che riuscendo ad avere noi il nostro candidato e potendo esprimere una persona come Luca Zaia, è chiaro che per noi ha cubato in maniera importante. Devo dire che c'è stato anche, tra virgolette, un rapporto leale con gli alleati di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, che hanno accettato appunto il fatto che la coalizione appoggiasse un nostro candidato, e quindi diciamo che il centrodestra, al di là dei risultati che possono essere di una tornata o dell'altra, va avanti compatto ad amministrare, e penso che comunque anche il fatto di governare insieme ci dà modo anche di fare anche una sintesi, un confronto politico, che è anche giusto che ci sia, sulle scelte migliori per i veneti. Quindi penso che non vada visto come un segnale di revenge o di rottura all'interno del centrodestra. Ovviamente in Veneto noi avevamo una storia amministrativa con Luca Zaia, che era ovviamente 15 anni di storia di una regione, e questo si è affermato. Poi tutto quello che verrà anche nelle tornate future, come disse giustamente anche Donzelli, si vedrà di volta in volta, insomma
non ne farei una questione storica, ne farei una questione di un buon risultato ottenuto in una regione dove è stato amministrato bene e i cittadini hanno voluto dare continuità a questo modo di amministrare. Chiaro. Quindi il centrodestra avanti compatto, governiamo assieme, abbiamo sindaci, assessori e consiglieri reciproci nelle varie giunte, nelle varie amministrazioni, ma il rapporto è molto buono, molto disteso e si riesce a governare bene assieme. Quindi è una giornata di festa per tutto il centrodestra, ringraziando naturalmente Fratelli d'Italia che ci ha concesso di avere un nostro candidato. Sto scherzando, of course, ma diciamo che se guardiamo Manuale Cencelli alla mano, forse qualche rivendicazione potevano avercela. Alla fine tutti i leader del centrodestra si sono messi al tavolo e hanno cercato di dare l'opportunità migliore ai veneti. I veneti hanno compreso il messaggio e ci hanno premiato come centrodestra. È chiaro che poi, ripeto, l'effetto Zaia ha portato comunque un'ondata importante. E cavolo, Zaia è l'uomo d'oro. Zaia è l'uomo d'oro in questo momento. Bof. Anche perché oltre alle 200.000 preferenze, tra l'altro io con Luca ho un buonissimo rapporto perché ci vediamo, ho fatto il commissario provinciale alle elezioni del 2020, ci conosciamo da tempo e ci frequentiamo, quindi conosco lo standing amministrativo di Luca e come si pone Luca ai cittadini. E voglio dire che oltre, poi facendo anche la campagna elettorale, oltre a quel 12% che è rappresentato dalle 200.000 preferenze, c'è anche poi da sommarsi quel voto di opinione che ha votato la continuità, che ha votato la buona amministrazione di Luca Zaia, quindi il peso specifico si è dimostrato in maniera molto importante. Un modello Zaia positivo che piace al centrodestra e aggiungo io e non solo. E adesso dove andrà l'uomo d'oro? Guardate, io vedo in provincia di Treviso. In provincia di Treviso io sono sindaco dal 2007 e lo sono ancora oggi, con un'interruzione dove ho fatto il vice sindaco e noi abbiamo ancora oggi oltre 60 sindaci in provincia di Treviso, però dico appunto per tutti noi Luca è sempre stato un modello, un faro, è stato un punto di riferimento e lo è ancora oggi, un punto di riferimento importante su come ci si rapporta con il cittadino e su come si amministra la cosa pubblica. E questo penso sia la ricetta del successo che c'è stato, penso, perché appunto è facile dire le cose, ma poi bisogna dare l'esempio. E Luca in ogni particolare, in ogni atteggiamento, in ogni cosa ha sempre dato l'esempio di come si amministra bene la cosa pubblica, di avere il coraggio di fare le scelte, anche quelle impopolari a volte, e il coraggio di saper amministrare con la schiena dritta, come dice lui. Io mi ricordo una famosa frase che mi disse Luca in una mattina nella quale ci allenavamo in palestra durante la campagna elettorale. Io da sindaco un po' più pratico, vicino al territorio, avevo individuato una soluzione per risolvere un problema che era nella piena correttezza, nella piena legalità, era un po' una scorciatoia. A un certo punto lui mi ha fermato, mi ha detto guarda, l'unico modo, se si vuole far prima, se la strada è lunga e piena di curve, l'unico modo per far prima non è tagliare le curve ma è correre di più, quindi corri di più e basta. Grandissimo, veramente. Gianangelo Boffo, io ti ringrazio. Con Luca non ci sono compromessi. È vero, e forse è piaciuto per questo, perché a volte ha saputo anche travalicare quella che poteva essere la linea normale del partito per dare la precedenza al suo Veneto, per aiutare maggiormente la sua terra, e quindi a volte io lo conosco bene. Per Luca non ci sono sconti né per amici né per conoscenti né niente, cioè uno deve fare il massimo e deve fare tutto ciò che è nelle proprie capacità per dare il meglio di sé e basta, non ci sono santi protettori, non ci sono linee preferenziali. Con Luca devi solo correre di più e fare meglio. Certo, ed è quello che si sta cercando anche in altri campi, un altro modello, un altro Luca Zaia che penso non esista, un'altra persona che incarna fiducia in Italia, e questo è la ricerca che stiamo facendo e che faremo per un anno.
In questo momento al governo anche si è creato un giusto connubio, perché voglio dire, noi tantissime grandi opere che si sono portate avanti in Veneto, adesso magari è più facile citare il ponte piuttosto che citare il collegamento ferroviario dell'aeroporto alla stazione di Mestre, piuttosto che citare le grandi opere collegate alle Olimpiadi, che consentiranno di fruire in modo migliore dei nostri territori anche dopo le Olimpiadi. Cioè, l'adeguamento all'abbattimento delle barriere tettoniche dell'Arena di Verona, ad esempio, cioè tanti investimenti che sono arrivati in Veneto sono arrivati anche grazie alla giusta collaborazione tra il Ministro delle Infrastrutture e il nostro segretario Matteo Salvini, che è stato molto presente in questa campagna elettorale, che ha guardato con occhio di favore il Veneto e ha sostenuto l'amministrazione regionale in ogni sua iniziativa, e questo è molto importante per un governo di una regione. Chiaro, sapere fare squadra, sapere davvero a ogni costo aiutare, difendere la propria terra, che è uno degli slogan da sempre utilizzati proprio dalla Lega. Grazie al deputato della Lega Gianangelo Boff, buon lavoro e complimenti a tutti voi veneti. Grazie a voi, grazie a voi e radioascoltatori. Qui Parlamento. Turn out the lights. It's Christmas time. Snowflakes in the city. The streets are all aglow. Hot cocoa in my fingers. Carols on the radio. Laughing with the neighbors. Kissing in the cold. Every little moment feels like gold, yeah. Oh, we're running through the night. Every star is burning bright. I can feel it in the air. Christmas magic everywhere. Oh, Christmas with you. Under the light, there's nothing to lose. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, Christmas with you. This is the season, and dreams come true. Christmas with you. Christmas with you. Candles on the window. The fire's burning low. I don't need a present. Just you to let me know. The laughter's all we needed, and love's the only plan. Let's hold on to this feeling while we can. Everyone's here, the night's alive. Every little wish is ready to fly. Look at the world, start anew. I just want Christmas with you. Oh,
Oh, tra un mese è Natale, ragazzi. Buon Natale, lo cominciamo già a dire da adesso. In questo weekend hanno acceso le luci ovunque, signori. E l'albero di Natale ufficialmente non è da fare, però so che qualcuno zitto zitto l'ha già preparato, signori. Christmas with You è la canzone appena uscita di Genevieve. Ciao! Ciao a tutti! Dai, che bella sorpresa che ci hai fatto. Siamo i primi forse a trasmettere una canzone di Natale. Non lo so, ma giustamente, adesso si fa tutto prima e poi in questo caso è bello che già ci sia, così tu ascoltatore sai che basta cercare sugli store digitali e semplicemente su YouTube Ginny con 2 N di Napoli e la Y finale e poi Ve scritto così e salta fuori tra la tua bellissima e potente produzione questo Christmas with You. Prima di tutto, Ginny, cominciamo da zero. Come mai? È la prima volta che ti dedichi a una sensazione, a un'atmosfera natalizia? Come mai ti sei fatta prendere anche tu da questo entusiasmo natalizio? All'era ura, si dice a Milano, perché è una delle poche tradizioni che ci rimane e se cominciamo a non festeggiare più neanche il Natale, allora mettiamo il burka, io mi metto una bella palandrana e via andare. Raccontaci, Ginny. Allora, sì, guarda, mi hai colto in castagna. Io sono un amante del Natale, tant'è che, come dicevi, ho già fatto l'albero. E vai! No, praticamente, allora sì, essendo sempre stata un amante del Natale, per me è la festa per eccellenza, la famiglia, il riunirsi, il mangiare insieme, avere questa meraviglia dell'albero classico e tradizionale. E nasco come cantante dall'ascolto del mondo pop R&B, quindi per me Mariah Carey è sempre stata la number one e di conseguenza sono anni durante la carriera che ho sempre pensato ma prima o poi lo farò un brano di Natale e quest'anno ho detto senti, se continuo a rimandare qua arriviamo un po' troppo avanti e quindi ho detto andiamo e ci ho provato e mi sono messa in gioco con la stagione per me preferita e quindi ho fatto un brano di Natale, Christmas with You. Bello, che suona bene e anche su Instagram ho visto che sta apparendo in vari clip, quindi vuol dire anche che la gente apprezza e utilizza. Signori, ormai siete più bravi di noi, basta cercare tra le canzoni da inserire in colonna sonora Ginny con 2 N e la Y finale, Christmas with You e la pioppate alle sensazioni, alle clip, ai filmati più carini, magari appunto dopo una nevicata che ormai ci manca così poco. Senti, ma Ginny, qua per parlare di te io dovrei mettermi comodo e passare un intero pomeriggio perché tu sei una figura veramente poliedrica nel panorama della musica. Da una parte un'esperienza artistica veramente grande, internazionale, ma sei anche un'apprezzata insegnante di canto e se cercate su Instagram Ginny V ve ne accorgete, tu dai lezione non soltanto a chi ti contatta, ma anche a chi passa semplicemente dalle tue pagine Instagram. Che cosa fai? Allora, guarda, in realtà essendo appunto sono diventata vocal coach negli ultimi 2 anni perché appunto la mia grande esperienza ho deciso di metterla a disposizione di tutti. Ecco, è una cosa che ho desiderato tanto fare perché dici cosa fai con tutta questa esperienza? Perché tenerla solo per pochi, no? No, la condivido. E ho deciso di mettermi in gioco da qualche anno. Prima ho iniziato a lavorare solo con artisti internazionali, tra i quali uno dei miei allievi, fra virgolette, se così si può chiamare, ecco, come vocal coach, Zampaglione dei Tiro Mancino, e mi sono detta perché no? Perché non dare la possibilità a ragazzi che vogliono affacciarsi al panorama della musica internazionale insegnargli qualche trucco e qualche tecnica in più che magari a volte in Italia non viene insegnata e quindi ho deciso di mettermi in gioco anche come vocal coach per i ragazzi, per coloro che vogliono fare musica anche al di fuori dell'Italia.
Ma che bello, dai, quindi anche la potenza in questo caso di utilizzare i mass media, di utilizzare internet, di utilizzare vari arnesi che ci permettono di fare cose anche non in presenza e mettendo a vostra disposizione una professionista come Ginny V. E senti, e questa è una cosa quasi fuori tempo perché io vedo parallelamente, sempre su Instagram, guarda caso, una pubblicità paurosa per l'intelligenza artificiale. Guarda com'è bella la Mh-mh. canzone fatta con l'intelligenza artificiale, guarda come te la perfeziono, guarda come te la suono, guarda come te la canto. Dove stiamo finendo, Ginny V? Cosa ne pensi di questo È una bella utilizzo? domanda. L'intelligenza artificiale secondo me può essere di grande aiuto se usata con intelligenza, perché ovviamente se uno ha bisogno di uno spunto, di trovare una direzione, se fatto un prompting fatto bene, può essere di grandissimo aiuto. Poi io lo dico sempre, ribadisco sempre, senza l'ausilio della voce umana, dell'interpretazione, del capire quella che è l'empatia, la dinamica e la tecnica, non si va da nessuna parte, perché il prodotto comunque si sentirà sempre essere freddo, altrimenti un pochino asettico. Quindi l'intelligenza artificiale la uso anch'io, quindi sono a favore dell'utilizzo, ma deve essere sempre accompagnata dalla presenza umana che migliora e sa gestire poi tutta quella che è la vocalità, i respiri, la dinamica e quello che è il trasmettere l'emozione di quello che poi si va a cantare. Però come strumento sono assolutamente d'accordo sul fatto che si deve utilizzare, perché il mondo sta andando avanti in quella direzione, però sempre con attenzione. Quindi possiamo fidarci che dietro una bella canzone ci sarà sempre qualcuno di vivo che canta. Io leggo che è sempre più difficile anche capire se quello che ti parla è un cantante o se c'è un'intelligenza artificiale. Si diceva dalle pause e dal respiro che non si Mhm. prende, forse appunto tu lo capisci, ma noi persone normali ormai siamo destinati a non accorgerci. È come quando ci suona il telefono e cominciamo ad avere paura che al telefono ci sia un robot. Sì, il problema è proprio quello, il fatto di abituarsi a una cosa che prima poteva essere facilmente riconoscibile. A forza di sentire una cosa diventa difficile riconoscere la differenza effettivamente, perché lo notavamo proprio l'altro giorno, che anche nel parlare, ecco, quando si parla con intelligenza artificiale, sono migliorati anche dal punto di vista dei respiri, perché se gli domandi la motivazione lo fanno per far sentire all'interlocutore che sta parlando con una persona e non con un computer fondamentalmente. Questo avviene un pochettino anche nelle canzoni, perché comunque io valuto e analizzo sempre quello che esce sui vari social, anche dal punto di vista di cantato in intelligenza artificiale. Ancora il mio orecchio riesce, come tanti del settore, a riconoscere, perché quando vai a cantare quello stesso brano si sente l'impossibilità di certe cose, si capisce l'artificialità rispetto a quello che può essere poi anche un'elaborazione in studio di una voce naturale rispetto a una voce artificiale. Però purtroppo il rischio che andando avanti con la saturazione del mercato, con le voci AI, si faccia sempre più difficoltà nel riconoscere quello che è vero e quello che non lo è, purtroppo. Dobbiamo fidarci e in questo caso bisogna fidarsi di Ginny V che trovate facilmente dappertutto, veramente ti chiami solo tu così, Ginny. Sì, solo io. Anzi, ci tengo anche a dire, ho fatto un piccolo regalo, ecco, a tutti gli amanti del Natale. Se Eh. volete regalare una cosa diversa e particolare per questo Natale, se andate sul mio sito, io ho messo gratuitamente la possibilità di scaricare Christmas with You solo per poco tempo, da poterla regalare quindi a tutti amici e parenti che amano il Natale senza doverla acquistare. Quindi è gratuita, sul mio sito si può scaricare. Dai ragazzi, e fate allora un presentino già da adesso da far girare dappertutto. Ginny V, ok? Cercatela su internet e spedite dappertutto questa canzone e poi già che ci siete magari ascoltate anche il resto delle produzioni. Ricordiamo che tu sei la voce italiana di Flashdance, Ginny, eh? Esatto.
Esatto, un grande onore, con grande orgoglio, è stata per me un'esperienza incredibile e sono felice di portare avanti questa bandiera perché la grandissima Irene Cara purtroppo non c'è più, ma sono orgogliosissima di essere stata l'ultima artista vivente che ha collaborato con lei e abbiamo rifatto insieme Flashdance e Water Sealing, quindi ne sono orgogliosissima. Da cercare anche questa su YouTube. Grazie davvero. E non ti facciamo gli auguri così presto, magari ci sentiamo ancora, ma sappi che sei la prima canzone di Natale che stiamo passando. A Ne prestissimo. sono felicissima, grazie mille, un abbraccio a tutti quanti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, cari amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbi e non sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, nostra confezione di Natale che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, come si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice cavolo, chi ha avuto questa idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro, è meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è 3 specialità gastronomiche, insomma 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. And a particular sign I'm a compatible with. I just want you. It's the time of you. You don't have to be beautiful to turn me on. Just need your body, baby, from top till down. You don't need experience, turn me on. You just don't need it up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. I know particular sense from a compatible with. I just want your extra time and your peace. You got to know, talk to the baby. If you wanna impress me, you can't be too big, mama. I know how to undress me. I want to be your fantasy. Maybe you could be mine. You just leave it in her eyes to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be good
Chiaro che la versione originale è molto più bella, però noi bacchettoni degli anni 70-80, se dobbiamo uscire e andare a un concerto e vogliamo saltare, perché chi non salta comunista è, beh, scegliamo ad esempio la musica dei Rock 80 con 2C. Rock 80, un intero album tutto anni 80 da ballare, da cantare, e non poteva mancare nella nostra collection. Ogni settimana ne inseriamo una in programmazione. Questa era Kiss. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. E invece gente che ancora salta, ragazzi, e continuate a saltare. Certo, siamo contenti del risultato nel Veneto, allarme Meloni, voti in calo, scrive Repubblica, la Lega riapre i giochi in Lombardia. Su tutti i siti però c'è come prima notizia quella che arriva dalla Corte UE: il matrimonio gay celebrato in un paese membro va riconosciuto. Eccolo lì, avremo modo di parlare anche di questo. Il caso sollevato da 2 cittadini polacchi sposati in Germania e a cui il loro paese aveva negato il riconoscimento. Quindi bisogna riconoscere i matrimoni gay contratti negli stati membri, sappiatelo. Intanto certamente siamo qua che ci guardiamo in faccia, diciamo che succederà in Lombardia dopo il successo della Lega in Veneto, ma abbiamo appena parlato con Gianangelo Boff, deputato veneto della Lega, che ci diceva, cavolo, ci vuole un modello, una persona che incarni fiducia. E in questo caso uno Stefani, bravissima persona, ma lasciatemelo dire, era assolutamente sconosciuto, non era così famoso in Italia e neppure in Veneto, ma di fianco a un Luca Zaia, la fiducia in Luca Zaia è così forte che, secondo me, è un mio parere personale, ha travalicato qualunque dubbio. Ora ci vuole un'altra persona che ispiri molta fiducia, ad esempio, prossimamente, non c'è fretta, in Lombardia. Non c'è fretta, dico, perché l'anno prossimo non si vota da nessuna parte, almeno facciamo gli scongiuri. Nel 2026 non ci saranno elezioni, se non succede qualche cosa. Sentiremo la signora delle stelle, Deborah Bellotti, prima di Natale la convochiamo perché vogliamo una previsione di quelle tragiche, come sa fare soltanto lei, ma molto spesso ci azzecca. San Giuliano ce l'ha fatta per 300 voti in Campania, mentre la Boccia, ahimè, niente da fare. In Consiglio entra Mastella Junior, cominciano ad apparire anche tutti gli eletti. Zaia oltre 200.000 preferenze. Ecco cosa intendo
intendevo quando dicevo sarò un problema, e chiaramente non l'ho chiesto a Boff, ma adesso l'uomo d'oro della Lega Luca Zaia, dove lo mettiamo? Cosa gli facciamo fare? La battuta venga in Lombardia a fare il presidente di regione non è male, però è una battuta, certamente. Fare il deputato, che stare in Consiglio regionale Veneto, sicuramente, certo. Sarà uno degli argomenti, penso, da domani su tutti i quotidiani. In Puglia, signori, una lacrimuccia per Nichi Vendola, che giustamente ha fatto il papà con figli ricavati dall'utero in affitto, of course. Adesso che i bambini e le bambine, non mi ricordo bene, sono un po' più grandi, si è ricandidato, ma non ce l'ha fatta. Scusate, quasi mi dispiace davvero, perché a me sta simpatico Nichi Vendola, ma probabilmente non l'ha cagato più nessuno, non lo vedono più come uno che deve stare in politica. Non è vero, semplicemente gli hanno fatto un bel trappolone, chi non lo voleva in consiglio, Vendola escluso, così la vendetta di De Caro ha innescato il crollo di AVS. Queste sono solo alcune delle tante notiziuole che stanno sbucando qua e là sui vari siti. E c'è naturalmente l'intervista su Repubblica alla Schlein che non potete perdervi. L'alternativa c'è, da questa coalizione non si torna più indietro, cioè pensa che andranno d'accordo anche da altre parti a livello nazionale. Voi ci credete? Salutiamo Zumski che conquista non uno ma 2 seggi nel Veneto, signori. I Novax saranno felicissimi. Ora la moneta digitale regionale vuole Zumski. Torneremo a parlare anche di lui, naturalmente. Dove pensate che andiamo? Noi parliamo di ciò che gli altri non parlano, perché magari sono argomentazioni scomode. A proposito, un po' di WhatsApp al 340-6709-659. Grazie a tutti voi che ci avete scritto come malnati. Ciao Sammy, la Lega non deve cedere un millimetro nel Lombardo-Veneto. Anche al governo di Roma abbiamo personaggi che fanno la differenza. Avanti con l'autonomia. A Fico interessa l'onore della vittoria, mentre l'onere del governare lo delega ad altri. Comoda la vita. Buongiorno, oggi questa sua trasmissione è più, diciamo, euforica, per non offendere, di altri giorni. Come mai? Vuol forse mascherare l'ennesima legnata sulle orecchie presa da Salvini? Gino, perdonami, non ho capito bene che radio hai ascoltato e di cosa stai parlando. Cioè che ha vinto Zaia, che ha vinto la Lega, cioè, abbiamo doppiato Fratelli d'Italia. Gino, non capisco. Al nord si continua a lavorare per mantenere i parassiti del sud, siamo proprio dei coglioni. Ah Gino, dai. Le zecche, ti amo, lo so. Miglio ci manca tanto Miglio. E purtroppo Gino, sono delle cazzate quelle che scrivi. Io te le leggo perché ti voglio bene, però sono delle cazzate. Fico vuole pagare il reddito ai campani con i soldi del nord. No, prima l'autonomia e poi se vuoi ti paghi il reddito con i tuoi soldi. È vero Silvio, sta cosa che la prima frase che ha detto è che non avremo mai l'autonomia differenziata, e sinceramente mi ha fatto male, perché sono contento che sia stato eletto in campagna, ma che si facciano i fatti propri. Che cosa vogliono da noi? Hanno paura di perdere i soldi, ma no, anzi ve ne diamo ancora di più se ci date l'autonomia. Santa pazienza. Chissà perché dove si lavora si vota Lega, dove si vive a scrocco vincono i 5 Stelle e il PD. Ottima meditazione. C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo cosa dice questo. Francè, vado. Semmi valuta la percentuale della Lega in Puglia, mi pare che sia sul 7-8%. Dai un valore, ciao, grazie. Caro mio, ciao, non sembravi neanche da Reggio Emilia, sembrava che fosse qualcuno da più in basso. Scherzo, ma siamo noi.
penso che sia la Lega, in Puglia e anche in Campania la Lega c'è. Ci mancherebbe altro. Certo non abbiamo i valori della Calabria, ecco, ma sarà perché in Calabria c'è il ponte sullo stretto che si sta costruendo, no, mi rallento da solo. Costruiremo il ponte sullo stretto? Sì! Un altro messaggio audio, lo sentiamo. Pronto? Buongiorno, a Stefano, Buongiorno. ovviamente ho già fatto i migliori auguri. A proposito della Lombardia, perché non una donna? È vero, è Donne vero. lombarde ce ne sono, in Lombardia che Sì. ne valgono veramente la pena. Adesso sono in gamba, ad esempio mi viene in mente la Tovaglieri, è una donna molto equilibrata, intelligente, anche lei molto pacata. Abbiamo bisogno di queste persone con tutta serenità ma determinazione. Grazie. E poi volevo aggiungere ancora, visto che quel periodo del vaccino, ecco, sono stati molto criticati questo lockdown, eccetera, in Veneto, perché anche Zaia ha fatto, e Fedriga sono stati molto, molto duri con questi no vax, ma non vax in generale, per il vaccino contro questo anti-Covid, ecco. Ecco, io pensavo che questa persona che si è candidato e ha preso il 5%, non per i voti, ma perché comunque è una persona molto, cioè, da prendere in considerazione. Se noi lo deridiamo, se noi lo scartiamo, allora dobbiamo farlo anche nei confronti di Bagnai, di Borghi. Pensateci, io lo includerei nella maggioranza. Grazie. Bisogna vedere se ci vuole stare nella maggioranza, perché comunque insomma sappiamo che il passato di Zaia su questo fronte, però ben venga, con 2 rappresentanti i Novax sono entrati in Consiglio regionale Veneto. Non riesco a nominarlo, comunque è quello lì. Sto leggendo i vostri messaggi al 340 6709 659 se siete tra il gnacca e il petacca, indecisi, scrivo o non scrivo, scrivete adesso che mi compare e ve lo leggo, capito? Tovaglieri come presidente di Regione Lombardia. Lei è morigerata tanto, devo dire, sarebbe perfetta. C'è anche la Sardone, che potremmo farla vice, o sindaca di Milano. Diciamo che la caratura, questi personaggi è ben presente in loro. Se avete altre idee, signori, perché a questo punto dobbiamo fare le cose fatte bene, seriamente, e soprattutto tirare fuori sto candidato, per favore, anche semplicemente alla città di Milano. Un Alessandro Morelli, ci avete mai pensato? 340 6709 659, dite la vostra. Qui lo potete fare. Ho ricevuto il fior d'olio a Cerbis, sono contenta perché è ottimo, lo amiamo, ma anche nelle elezioni nazionali la gente è andata a votare meno del 50% perché non hanno regalato il biglietto della lotteria. Ma nessuno mi caga, se mettiamo un biglietto della lotteria in regalo a tutti coloro che vanno a votare, non dico che ci vanno tutti, ma sicuramente molti italiani, siamo buruburu, siamo stupidotti, se ci fanno un regalino, un omaggio, ma ci vai, non mi caga nessuno. Olio a Cerbis, non sono qui a fare pubblicità, vi sembro il tipo, assolutamente non la faccio la pubblicità per Acerbis, però secondo me è un regalo di Natale stupendo. E prendete la confezione, quella, quante bottiglie sono? 6? Ma mica ve le dovete bere, non è mica olio di ricino, è olio extravergine di oliva. Ne regalate una bottiglia per ogni parente, fatta su bella con la sua cartina, una bellissima figura ed è buonissimo, ragazzi. In Veneto il trionfo non è stato di Stefano, ma dell'astensionismo, che non rappresenta il Veneto, non avendo la maggioranza degli aventi diritto. L'avversione tra i partiti è sempre più forte. Vero, questo te l'ho detto. Biglietto della lotteria, non mi caga nessuno, va bene. Caro Sammy, suona un allarme, i fratellastri puntavano al sorpasso, complici i sondaggisti. È vero sta cosa, come quel pelato con l'aria viscida che gli davano davanti.
anch'io sono pelato e ho un po' l'aria viscida. Vi ricordate? Parlavano di testa a testa e addirittura fratellastri davanti. Sì, ma te l'ho detto, sembra di essere tornati ai bei tempi quando ci sottostimavano i sondaggi perché uno si vergognava quasi a dire voto Lega. Adesso è forse la stessa cosa? E speravano che i veneti come gli italioti votassero per chi credono vincitore. Qualche venetiota c'è stato, ma in genere i nostri fratelli padano-veneti si sono dimostrati solidi. E così che Meloni aveva fregato Salvini alle politiche. I sondaggi ogni settimana per un paio d'anni davano Salvini in calo e Meloni in salita di pari misura, e l'italiota si era convinto del ribaltone. Alla fine Lega meno 25, Fratellastri più 25. Ragionateci su. E ancora, ecco, bravi, diamo la sanità ai fratellastri che hanno preso la legnata, almeno chiediamo gli interni per Salvini, sanità quindi soldi ai fratellastri, almeno gli interni a Salvini. È chiaro che sono cose che non si possono discutere in radio, però si sta facendo una suddivisione di assessorati, di consiglieri e poi allora al prossimo giro. Chiaro che noi che viviamo in Lombardia, ma anche molti insomma che in Lombardia ci vengono ad esempio per farsi curare o comunque che vedono la Lombardia come un modello, è chiaro che guardando al futuro, secondo me bisogna mettere sul tavolo un personaggio e anche in fretta, e ribadisco anche come sindaco di Milano, un colpo di reni del centrodestra ci vuole. Rizzo, come è andato Rizzo? Oggi nessun giornale parla di Rizzo. Che fine ha fatto Rizzo? Rizzo meritava di più, speriamo nella prossima occasione. Ti dico la verità, ascoltatore o ascoltatrice, se Rizzo si candidava con il centrodestra forse magari riusciva anche a entrare. È chiaro che questo va un po' di chi, un po' di là, e quando non sa cosa fare esce con quelli del Patto per il Nord. A proposito, c'era qualcuno che si è candidato, lo sai che io li voglio sempre bene, sono vecchissimi amici della Lega, è chiaro, non hanno avuto la cadrega dalla Lega perché la coperta è corta e allora hanno cominciato a sparare contro Salvini e la Lega e contro tutti noi che abbiamo votato la Lega, e che adesso dovete averne tante di munizioni perché di voti in Veneto la Lega ne ha presi veramente tanti, infatti sono spariti. Complimenti per la splendida vittoria in Veneto, ci scrive Battista, ma ancora ragazzi potrei andare avanti fino a domani. Quanti WhatsApp mi avete scritto? Siete pazzi! Il solito giochetto screditare i genitori, parlando dei bambini nel bosco. Femminicidio? Grazie Boldrini per questi neologismi e anche questa legge sulla violenza sessuale, ne parliamo anche oggi che è la giornata importantissima per cancellare ogni violenza verso le donne. Questa legge comunque farà discutere e deve ancora passare al Senato e speriamo che ci sia qualche cambiamentino, perché ho capito, è una roba che serve soprattutto nei processi, però qua si gira completamente la frittata e siamo noi uomini che dobbiamo dimostrare che avevamo il consenso per fare qualunque cosa. Sammy caro, io direi meglio parlare male ma razzolare bene che come i soliti che parlano bene ma razzolano male, anzi malissimo. Luciana, mi parli complicato, non ti capisco. Graziella, e brava l'Unione Europea, finalmente qualcosa che condivido, felicissima. Comprerò il tonno, non tonno, amo gli animali, non li mangio e sto benissimo. Graziella, sono solo che invidioso. Io comunque ti dico la verità, sono una fogna e mi piace provare di tutto, quindi anch'io. Stanno già arrivando gli sgherri della Lega, scendono giù a prelevare Sammy Varin e mi buttano fuori da via Bellerio. Scherzo. No, beh, a me piace provare tutto, come ho provato decenni fa al ristorante cinese con la mia compagnia, entravamo, aprivamo gli involtini primavera, li vivisezionavamo per vedere cosa c'era dentro. Ho provato il kebab, certo, ma è chiaro che la polenta taragna è sacra. Non ho ancora provato ste cavallette grilli perché non riesco a trovarle in giro.
proverò il tonno senza tonno, che è la novità del giorno, e probabilmente la troverete tra le notizie di Sammy Varin sul sito di Radio Libertà. Ogni giorno selezioniamo accuratamente delle notizie un po' particolari. Là nella valle, cantare vittoria su elezioni scontate è la classica visione dello struzzo, capito Sammy? Caro Sammy, mi preoccuperei per le prossime elezioni politiche, ammesso e non concesso che possa interessare il partito del non voto. Se questa è la politica del centrodestra, auguri Ferdinando da Verona, detto il comunista. Regionali Campania, precedenti 2020, PD 68%, 5 Stelle 10%, totale 78. Regionale Campania 2025, centrosinistra unito 60,63%. Hanno perso qualche voto? Eppure esultano. Allora, sono Brianzolo al 100% e non lo sapevo, scherza Walter. Avete sentito l'intervista con Conrad? Se ve lo siete persi, Giulio Cainarca lo ritrovate facilmente sul sito radiolibertà.net cliccando podcast. Fortissimo il Briançeux, bravissimo, e lo dovete cercare chiaramente su internet. Comprato chiamandomi Fumagalli ed essendo cresciuto a Cesano Maderno non avrei potuto farne a meno, sempre a proposito dell'intervista col Brianzolo. Mi pare di sentire il PD di Renzi che ci ricorda un suo 40%, ma sul 50% dei votanti che fa solo il solito zoccolo del 20%. Io con la matematica, ragazzi miei. Ancora c'è un messaggio audio sul cursore. Cosa dice questo? Sammy, ma quanta cattiveria da parte dei tuoi radioascoltatori, tutti contro il sud, con i soldi nostri, ma si ma che soldi nostri? Ma si scherza. Che deve dare il reddito di cittadinanza, ma che cazzo dicono? Capiscono un cazzo. Ma si scherza, ci mancherebbe. Poi lo so che siete in molti che lavorate onestamente o che comunque si chiede aiuto quando non ce la si fa, ma non si sta seduti in poltrona ad aspettare i soldi. Questa è la differenza tra quelli che fanno così e quelli che ascoltano Radio Libertà, e vi conosco bene. WhatsApp, certo, ma anche, signori, appuntamenti da non scordare targati Lega. Oggi la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e, signori, l'appuntamento è questa mattina fino alle 13 per celebrare insieme il 25 novembre a Milano in piazza Duca d'Aosta all'incrocio con via Pirelli. Se siete in zona c'è la deputata della Lega Laura Ravetto che vi proporrà quello che la Lega sta portando avanti su questo argomento. Con lei Nicole Dell'Aquila, responsabile regionale Dipartimento Pari Opportunità Lega Lombarda. Questa mattina fino alle ore 13 in centro Milano, piazza Duca d'Aosta all'incrocio con via Pirelli. Tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega, ragazzi, già ve lo dico, la sezione di Martinengo in provincia di Bergamo organizza un gazebo natalizio il 7 dicembre. Sì, un momento di comunità, partecipazione civica, festa natalizia, un'occasione per ritrovarci, dialogare e condividere il futuro della nostra Martinengo. Chiaro che poi qualche giorno prima, il 29 novembre, c'è la cena a Chiuduno, sempre in provincia di Bergamo, presso il Pala Settembre, la cena provinciale della Lega Lombarda Bergamo. Chiuduno, via Martiri della Libertà 6, Pala Settembre, ore 19:45, crudo del botto, salame della bergamasca, tortino di patate e funghi porcini, stick di formaggio di monte, questi sono solo gli antipasti. Primo piatto, ravioloni ripieni di polenta e funghi con salsa allo zafferano, erotico. Secondo piatto, guancette di maiale con waffle di patate, la torta imperiale, acqua e vino compresi, solo 25 euro. Ragazzi, se c'è ancora posto, prenotate. Pala Settembre, Chiuduno, sabato 29 novembre, la cena provinciale della Lega. Va a cassa. Cosa dobbiamo fare? Ancora oggi
Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 Milano, oggi 25 novembre, una generazione che sceglie il rispetto e rifiuta la violenza. Non sei sola. Dalle 14 alle 17 appuntamenti importanti con tavole rotonde, carta degli impegni su generazione rispetto, adesso tocca a noi, prevenire la violenza, prendere in carico la vittima, promuovere politiche integrate. Se siete in zona, importanti partecipanti, si parla di territorio, ma si parla anche di ciò che si può fare per cancellare per sempre la violenza sulle donne. Tra le 14 e le 17, Auditorium Testori, Palazzo Lombardia. Qui Sammy Varin, che non può far altro che andarsene. È finita la trasmissione. Grazie naturalmente a chi ci ha seguito e ha partecipato, ma anche solo a chi ci ha seguito. Grazie a Francesco che ci ha seguito e ha partecipato tirando su e giù le manette, ma è una minaccia. Ritorno domani alle 7:30.